Scusate, precari? Sì. Tutti e due? Da quanto? Un paio d'anni. Settembre riaprono le scuole, ma prima che agli studenti, al consueto esercito di precari che arrivano nella Marca da tutta Italia. Immagini dal Palladio di Treviso che quest'anno, complice una diversa organizzazione, non replicano la folla e le polemiche del passato, ma ciò non vuol dire che la situazione della scuola trevigiana sia migliorata, anzi. La situazione del precariato in provincia di Treviso non è cambiata? No, sostanzialmente no, anzi per certi aspetti è anche più impoverita, perché quest'anno ci sono state riduzioni di posti in organico. Attualmente i precari credo che coprano il 60% nella scuola superiore e un po' meno nella scuola primaria e nell'infanzia. Su 110 istituti il numero di personale sarà intorno ai 800, 900, 1000, quindi di questi almeno 500 persone sono precari. Un esercito che arriva in gran parte dall'altra parte dell'Italia, a volte anche con prospettive minime. Sta attendendo il suo turno? Sì, sono la seconda. Da quanto precaria? 13 anni. Da dove viene? Trapani. Precario, Da quanto? 6 anni, Da dove? Potenza. Storie di docenti in un fermi straaffollato, dove c'è spazio anche per una controcattedra. Perché noi siamo veramente stanchi. Sono 11 anni che veniamo qui per una manciata di posti. Quest'anno ci sono stati 26 ruoli e 180.000 cattedre a tempo determinato. A Treviso, può leggere, ci sono 190 nomine, posti vuoti, liberi, in organico di diritto e di fatto. Noi chiediamo solo che questi posti vadano a noi precari.